Signori, benvenuti in questo nuovo episodio di sto cazzo. Signori, prima di iniziare questo sesto episodio ho bisogno di fare una premessa per me importantissima. Volevo semplicemente dirvi grazie in generale a tutti quelli che guardano le serie, a chi commenta, a chi non, soprattutto a chi commenta perché appunto lo vedo. E volevo dirvi appunto grazie perché veramente questa cosa che voi state facendo, che magari a voi sembra una minchiata, sembra vabbè mi guardo un video sti cazzi, per me raga è super importante perché state riuscendo stiamo riuscendo pian piano veramente a realizzare un mio piccolo sogno nel cassetto, anzi forse il più grande sogno nel cassetto, ovvero quello lì di essere conosciuto facendo gameplay, facendo walkthrough, che è la cosa che mi piace fare. Ormai chi mi segue su Warzone e solo ed esclusivamente su Warzone, come vedete io negli short, nei video che faccio, manco rispondo ai commenti. Non è per cattiveria, ma ormai Warzone è un gioco che faccio giusto per accontentare chi mi segue lì, chi mi segue solo su Warzone. Però ormai sto vedendo dei risultati anche bassi, tipo nelle live, nelle cose. È un gioco che ha perso quel suo fascino sia per me sia per chi mi seguiva su Warzone, capito? E la colpa è sia mia che del gioco. Mia perché io se non mi diverto raga onestamente non riesco a trasmettervi tutto questo divertimento attraverso una live o un video. È colpa del gioco perché vuoi o non vuoi Warzone da Warzone 1 a ora è andato a precipitare. Questo non significa che Warzone non ci sarà più, ma quando le live mancano, quando magari non faccio live tutti i giorni, è proprio per questo motivo. Crescendo su queste serie voi mi aiuterete un giorno ad andare in live su altre serie, cioè portare questi giochi che facciamo su YouTube come serie, portarli in live. Ovviamente io preferirei sempre fare le serie, quindi registrarli, però ci sono giochi dove magari missioni secondarie, prendi un Ark per esempio, un Ark è un ottimo gioco da portare in live, un Palworld è un gioco da portare in live, perché tutti quei momenti dove tu farmi, dove fai delle cose, dove si possono benissimamente portare in live. Detto questo, io vi ringrazio ancora di cuore per il supporto, perché leggo tutti i vostri commenti fantastici. Abbiamo finito Fallout 4 e ci sono stati appunto quelli lì che avventura che abbiamo fatto insieme. Per me leggere sti commenti raga è il massimo, credetemi, il massimo. Quindi vi ringrazierei a uno raga, ma ci vuole un casino. Ma sappiate che chi commenta, non lo so, faccio alcuni nomi, prendiamo Giuseppe Trotta, prendiamo Mirko, prendiamo Phoenix, prendiamo Antonio, cioè tante persone appunto che supportano le serie, raga, io vi ringrazio di cuore, ma ovviamente ringrazio tutti gli altri, raga, semplicemente non posso ricordarmi tutti i nomi. Detto questo, siamo su Stalker, episodio 6. E ovviamente prima di iniziare ti lasciare un like incredibilissimo per supportare ancora di più, perché stiamo andando veramente a cazzo duro, fidatevi. Allora, nello scorso episodio, intanto nei commenti, raga, avevo visto, mi avete consigliato che appunto con 6 prendo questo bullone e posso lanciarlo nelle anomalie, vedete? Il problema è che non so onestamente come cazzo funziona. Eventualmente fatemi sapere. Poi a livello di inventario siamo sempre messi un po' così a caso, e la nostra missione dall'ultimo episodio era quello lì di andare nel laboratorio X16, un altro laboratorio dove appunto ci sono esperimenti. Quindi dobbiamo andare da questa direzione cercando di schivare questa anomalia incredibile. Poi finito questo stalker inizieremo l'altro stalker, dove un altro di voi mi ha detto appunto che nell'altro stalker si può ampliare il peso trasportabile. Questa tipo è una santa cosa. Comunque io non so che cosa fanno sti bulloni, cioè lo tiro sull'anomalia, però non sembra succede qualcosa. Guardate che bello raga, guardate che bella l'ambientazione. Non smetterò mai di dirlo raga, che è bellissimo. Dai, rompi sta cassa. Qui c'è pure un nascondiglio, ci sono dei cani bastardi incazzatissimi. Vorrei vedere cosa c'è nel nascondiglio. Sta pistola no. Vabbè, guarda la schivata della vita. Il problema di sto gioco, sapete qual è? Che per quanto... Madonna, cambia arma. Aia. Allora, quindi vi stavo dicendo, il problema è che per quanto voi mirate il nemico, non è detto che il colpo entra, cioè nel senso... Oddio, c'è una tomba. Guarda qui, raga, ma quanto è bello. Perlustre il nascondiglio. C'è un Viscidum. Oh, vabbè. Oddio, mi sono cagato. No, c'è un altro lupo incazzatissimo con la vita. Guarda qui il cimitero subito dopo l'avamposto. Ah, aspetta, un altro di voi mi ha detto che se poso l'arma, in teoria, evitano di spararmi. Sì, evitano un cazzo. Si sono già incazzati con la vita. Ok, abbiamo fatti. Qua già ne avevo fatti altri. Boh, io prendo, raga, il cibo che hanno. Guarda qua quante munizioni ho lasciato. Quindi le cose rimangono a terra. Allora, tornerei da questa direzione. Almeno è qui che devo andare. Poserei l'arma, raga. A volte mi sparano male. Buongiorno. Chi è questo? Un uomo. Ma tutti col cappuccio, è pazzesco.
Ho un nuovo combattimento per te. Ah, l'arena. Guarda, potremmo dargli un'occhiata all'arena. Ma qua possiamo posare volendo delle cose, raga. Noi abbiamo... Quante minchia di pistole abbiamo? Vabbè, magari le vendo ste cose. Scusa, posso fare compravendita con te? Ma non posso vendergli un capo, posso vendergli il cibo. Cagare, inutile. Allora, qui c'è il bar. Andiamo un attimo dal barista, raga, che vende un po' di robe e vi aggiorno su ciò che faccio. Ok, ragazzuoli, ho venduto. Ma quanto minchia parlano. Ho detto entra, capito? Lo dice sempre. Allora signori, ho venduto un bel po' di cose. Mi sono tenuto questa pistola che utilizza le pallottole. Non avevo i colpi e le ho comprate. Finalmente adesso per colpi siamo a posto. Ho soltanto i colpi della pistola che uso e i colpi... No, aspetta, forse questo... Oddio! Ma che cazzo, mi sono cagato! Ma sei pazzo? Completamente pazzo. Ma che cazzo è? A caso, raga, completamente a caso. Ma cazzo si va in questo laboratorio? Da dove devo passare? Da qui? Mamma mia, sparati nelle due bende. Andiamo senza armi, però minchia, qua mi sparano all'improvviso. Ah, qua dove c'era il buon uomo che mi bloccava la strada. Figlio di puttana, quanti ricordi? Qua c'è quello che suonava la chitarra senza chitarra. Qua era pieno di gente, raga, qua era pieno di gente. Allora, qua stiamo attenti, raga, perché... Ecco, che cazzo. Madonna mia. Ok, fuori uno. Mi sa che è un salvataggio, me lo sparo. Oh, colpo di scena. No, mi sa che ho sparato uno. No, ce n'è uno qui. Sono crashato, meno male che ho salvato. Colpi 5,45, ottimo. E questi sono i colpi della pistola, quella lì. Oh, le pallottole, queste mi servono. 5,56, questo no. Devo cercare di skipparli, raga. Di skipparli e andare verso il mio obiettivo. Vado di qua. Oddio, raga, sento dei rumori, cioè... Oddio! Un cane di merda. Ce l'hai la coda? Dove cazzo è questo cane? Oddio, ma qua è pieno di radiazione, mi sa, raga. Pericoli di ogni genere. Pieno di bestie mutate. Oddio! Mi sono cagato. Ok, meno male che scappano. Vai via, 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 via. Cichis, cani in merda. Oh, la coda. Aspetta, aspetta, ho bisogno di un kit medico. No, c'è altra gente qui. È morto? Non so se... È morto pure là. Oh, vabbè, è una strage. La granata. Dov'è? Dov'è? Dov'è questo? Non lo vedo. No! C'ho un'emorragia. Ok. Mamma mia, non ha proprio... L'ho fatto? Mamma mia, raga. Mamma mia, siamo messi malissimo. Abbiamo trovato un'arma, raga. Vabbè, che calibro utilizza? 5,56. Sai una cosa, per adesso la teniamo. Guardate questo qui, cazzo di armatura aveva, raga. Tanco grasso, ma non è che era tipo un boss da fare. Pieno di bestie. Noi dobbiamo andare da questo lato, raga. Speriamo non mi stocco le caviglie. Oddio, sta cagando, raga. Oddio, si sta ingroppando un cespuglio. Cosa sto vedendo? Vai, vai, via, 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 via. Minchia, raga, ma quanto è pericoloso sto gioco. Lì c'è gente. Allora, siccome non so se sono pacifici o meno, io proverei... Qua è pieno di anomalie, il cazzo che passo qua. Voglio provare a usare quest'arma, raga. Oddio, ma buon uomo. Buon uomo. Ma sono... Oddio. Ma che cazzo mi stai dicendo? Via, 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 via. Però ce l'abbiamo fatta, raga. No, non me lo dire. Ma che cazzo? Ma sono zombie. No, vabbè, le radiazioni hanno preso il sopravvento. Cazzo sei? Un altro lupo di merda. Bellissima sta arma, raga, bellissima. Ho fame, attenzione, mangio un po' di pane. Ok, però ce l'abbiamo fatta, raga. Speriamo che in quest'altra zona c'è il laboratorio. Schippiamo, schippiamo. Ok, siamo qui, sento qualcuno che parla. Mamma mia, è pericolosissimo. 100 metri, è qui il laboratorio? Fammi vedere dalla mappa. Sembrerebbe qui, raga, questo è il laboratorio. Guardate, raga, l'atmosfera distrutta di questo gioco, raga. Cioè, bellissimo, raga. Mamma mia, io non ho parole. Guarda, sono tipo zombie. Però sparano, che due coglioni. Guarda, è affascinante sta roba, raga, non ho parole. Possiamo entrare qua nel laboratorio. È vero che non mi stanno dando i colpi. Ok. Dimmi che avevi i colpi che servono a me. Però è forte st'arma, raga, che ci vuole il 5,56. Oddio! Sono io che ho aperto la porta. Non me ne frega un cazzo. Da solo non vado da nessuna parte. Per piacere, fallo. Tutto dipende da te.
È uno con la tuta. Buongiorno, mi dispiace, non ho tempo per questo. Vabbè, se ne vada, non mi guarda così, freddo io tutto. Buon uomo, dottore. Perché c'è un cazzo di ratto? Non è un criceto, quello è un ratto. Li vedo su Warzone. Ehi là, ehi là. Sì, signore, che cosa stai cercando? Sto cercando il laboratorio X16. Il barista mi ha detto che forse sai dove si trova. Sì, sappiamo del laboratorio, ma non abbiamo le coordinate precise. E poi cercare di entrarci sarebbe troppo pericoloso. Continua. Stiamo studiando da molto tempo le emissioni del laboratorio X16, ma non si può entrare senza un'attrezzatura speciale. Abbiamo sviluppato un congegno di difesa psionica capace di bloccare le emissioni, ma deve essere messo a punto. Se ci aiuterai, ti darò un prototipo funzionante che ti permetterà di entrare nel laboratorio. Dobbiamo farlo per forza. Vai. Posso vendere a lui? Possiamo prendere la tuta quella lì, però ho paura che magari la compro e poi la troviamo. Allora ne approfitterei, raga, per vendere questa pistola che stavamo utilizzando noi. C'ha 8 colpi nel caricatore. Questo a me non piace. Vabbè dai, la vendo. Calibro 9, vendo pure i colpi. 5,45, le pallottole sono per la pistola, le cartucce non ci servono. Potremmo prendere un po' di colpi. Perfetto, un paio di colpi, 60 proiettili, 5,45, giusto? Ho fatto bene? Quali sono? 5,45, perfetto, ne prendo 2 caricatori, raga, così almeno... Oddio, ste porte automatiche, anche no, eh? Ah, ma qua abbiamo proprio un'arma dietro, cioè tipo la stanza... No, qua non abbiamo niente. E io cosa posso fare con lui? Non posso interagire. Devo trovare i documenti e porto i documenti al barista. Sì, però abbiamo tante missioni secondarie. Aspetta, buon uomo, puoi parlarne? Parla con Semenov e avrai tutto quello che ti serve. Ah, ok, ora si è aggiornata. Perfetto, dobbiamo parlare con Semenov. Semenov, dove cazzo è? Ah, ma è lui, è quello con la tuta. Ma vaffanculo. Il professore mi ha chiesto di fare un salto nell'area dei rilievi. Questo volevo sentirti dire, usciamo immediatamente, andarci da solo non aveva senso, ma con te è tutta un'altra cosa, penso che faremo in fretta, va bene, vai. Ok, missione aggiornata, missione di livello, mi ha dato tutte? No. Perfetto, vai, andiamo, buon uomo, si muova. Sì, si sta muovendo, raga, mi sa che arriva il bro. Arriva il bro? Guardalo lì, con quanto stile il bro. Oh, piano. Oh, ma che cazzo... Cosa è successo? È morto! Torna subito indietro! Stiamo scherzando? Ma mi ha sparato. Oddio, ma vaffanculo. Oddio. Sì, ma raga, ma io non capisco, ma che cazzo significa? Perché mi attaccano a caso? Granate! Prendi l'arma che non ce l'ho già. Minchia, l'ho freddato male. Ce n'è un altro. Oh, ma vuoi morirci? Guarda. Un uomo, dottore, non è come sembra. Perché è morto? Avresti dovuto proteggerlo. Ma se mi ha è stato ucciso dagli zombie, non ho potuto evitarlo, erano in troppi. Oh no, com'è potuto succedere? Come? Proprio davanti casa. Seria, sta andando di nuovo tutto storto. Ora dovremmo chiamare altra gente. Abbiamo già avuto abbastanza problemi così. Maledizione. Ascolta, Semenov non c'è più, ma io sono ancora vivo. Dammi il prototipo, mi farò strada combattendo dentro l'X16. Ecco il prototipo, stacci attento. Non è calibrato in modo preciso, ma questa è colpa tua. Non sei riuscito a salvare il nostro collega. Senti, vi fredderei tutti qui. La protezione massima, ma almeno ridurrà l'intensità delle emissioni. Ma vai a cagare, Quindi, dai. Stalker, ti dovrai muovere in fretta per raggiungere la fonte. Allora, come si entra nell'X16? Vassiliev stava lavorando sul problema del laboratorio. Circa una settimana fa uno stalker chiamato Fantasma ha cercato di entrare. Un paio d'ore fa abbiamo sentito una forte scossa sismica e un'ora più tardi abbiamo captato un segnale di Vassiliev dalla palude. Poi il segnale è scomparso e Vassiliev è morto. Cerca di trovare il suo cadavere. Lui aveva informazioni precise sul laboratorio e su come entrare. Forse scoprirai anche come disattivare la fonte dell'emissione. Ti ho inviato tutti i dati che abbiamo. Capisco.
Allora, tra l'altro, cioè, ora si incazza pure. Cioè, sicuramente sarà colpa mia pure che è morto sto Basilius. In ogni caso, lo stalker di nome Fantasma, noi abbiamo una missione su di lui. Non mi ricordo se era di trovarlo o di ucciderlo. Comunque, sarebbe molto interessante poter dare un'occhiata a quei documenti. Quindi pensi che li abbia Vasiliev? Ah, non parla più. Forse, in ogni caso, innanzitutto devi trovare il corpo di Vasile. È la nostra unica possibilità. Dai, ci proverò, grazie. Speriamo che non mi freddano a caso, perché sennò è un po' un casino. Allora, spariamoci un kit medico, raga, che non siamo messi benissimo. Salvataggio. Uno di voi mi aveva detto che c'era un tasto per salvare veloce, ma non mi ricordo quale. Ah, F6, grazie. Io vi amo, raga, nei commenti, vi amo. Allora, dobbiamo uscire da questo laboratorio. Devo fare tutto il giro dall'altra parte. Ma io comunque non ho capito. Penso che ho una reputazione di merda. Dove si vede le mie reputazioni, raga? Mappa, contatti, storico dei messaggi. Qua ci sono tutte le note. Classifica, no? Però buono, guarda l'enciclopedia, raga. Reperti. Abbiamo la scintilla, abbiamo scoperto la spina di cristallo e il chiaro di luna. Posizioni, abbiamo Yamtar, il bar, Agropome. Animali e mutanti, abbiamo incontrato di nuovo... Oh, vabbè, io non me lo ricordo. Questo è lo sgorbio, il super sgorbio mutato. Snork, si chiama lo Snork, quello sgorbio lì. Fazioni. Laboratorio mobile di ricerca, abbiamo incontrato il dottore e la fazione di Freedom. Ecco qual è la fazione Freedom. Storia della zona. Qua ci sono varie cose che poi mi andrei a leggere io, magari verso la fine, raga. Prima di concludere Stalker, facciamo un bel riepilogo della storia, così almeno Stalker, poi il prossimo capitolo lo iniziamo con più consapevolezza. Questi qui lasciano qualcosa. Cos'è? Piede di Snork. Ah, che schifo, sei un feticista. Però, raga, io dico una cosa. Un altro ancora. Oh, vabbè. La scimmia Tarzan. Questo era senza piede, questo. Lui ce l'ha un piede. E io poi li vendo, sicuramente valgono un sacco di soldi. Allora, quello che vi stavo dicendo, raga, è che è molto affascinante questa cosa. Perché voi immaginate la situazione, guardate. Siamo in un campo abbandonato, distrutto, dove le radiazioni hanno inculato qualsiasi cosa, e troviamo tutti questi mutanti, o addirittura umani che sono così in bilico tra la vita e la morte. Sono degli zombie praticamente. E che rompono il cazzo. Mamma mia, pieno di bestie. Vorrei fare il giro da qui perché c'era quell'elicottero caduto lì che vorrei visitare. Ma sti cosi attaccano solo me, eh? Mamma mia, sono tipo sabbie mobili qui. Mi muovo lentissimo. Abbiamo pure un'emorragia in corso. Mi sparo un kit. Devo incontrare... aspetta, io è qui che dovevo andare. Cos'è? Colpi calibro 5,56. Guarda, io nel dubbio me li prendo. C'è un altro con la tuta. È lui che aveva... tutte le carte. Perfetto. Sappiamo come disattivare la fonte dell'emissione. Procediamo verso l'accesso al laboratorio insieme al fantasma. Ci sono zombie che escono da tutte le parti. Ah, questi erano... ok. Erano con lo stalker. Come tutto a puttana? Deve essere stato colpito dalle emissioni. Ho perso tutto cercando di attraversare i tunnel. Hai capito? Le emissioni gli hanno dato alla testa. È impazzito questo stalker. Non riesco ad orientarmi. Aia. Nessuna risposta da Sakharov. Che sta succedendo? Non vedo. Ci sono zombie ovunque. Sto finendo le munizioni. Ok, ci sono gli zombie. Sappiamo che in questo laboratorio, raga, sono tutti impazziti. Sicuramente ci aspetteranno tanti zombie e queste bestie, che secondo me sono sempre persone, questi qui. Allora, non so se sono o creati in laboratorio, oppure questi qui sono la fase ancora più avanzata da esposizione alle radiazioni. Quindi sono praticamente quelli che vediamo zombie, sono diciamo lì nel bilico. E invece questi qui sono proprio... è un po' come il ghoul col ghoul ferale, per intenderci. Guardate come il cielo è diventato così, con questo effetto molto... cupo. Salvataggio. Che ora che so che si salva così, raga, è una meraviglia. Ok, qui c'è un altro complesso, raga. Guarda quanto è bello, raga. Mamma mia, che giocone, che giocone. Questi sono giochi veramente belli, raga, di una volta. Cioè, non vedo l'ora di farli tutti, ma soprattutto viverli con voi, raga. Mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale in queste cose. Stiamo finendo i colpi, raga. Oddio. Oh, vabbè, ma guarda che acrobazia, raga. Tu guarda che ogni nemico è fatto con una sua intelligenza, un suo modo di attaccare. Cioè, nel 2007, raga. E questo è esploso, ha le convulsioni. No, l'arma si è inceppata. Avrà delle condizioni di merda. Mamma mia, se fa cagare. Usa un kit. Porca puttana, fa proprio schifo. Raga, qua ci tocca fare una roba di emergenza. Bisogna prendere la loro pistola e forse pure l'assalto. No, questa è la mitraglietta. No, la mitraglietta anche no. Guarda questi qui che hanno... oddio, guarda questo. Mamma mia, raga, guardate qua. Aia. No, kit.
È un po' un casino, guarda questi soldati morti. Allora, se uno lo prende in faccia, in effetti muoiono. Voglio sostituire la pistola, raga, perché fa cagare. Mettiamo questa qui. Non abbiamo tantissimi colpi, però nel caricatore... Ah, non ne ha sempre 8 colpi. 5,45. Beh, però stiamo raccogliendo, raga. Io me lo prendo st'assalto, raga, perché tra poco lo finiamo. Il problema è che fa cagare questa pistola. Devo avvicinarmi. No, fa cagare. Oddio. Mamma mia, se fa schifo. Ok, no alle pistole. No alle pistole, raga, assolutamente. Mamma mia, se fa cagare sta pistola, raga. Dio mio, gli ho sparato un sacco di colpi in faccia. Io prendo soltanto i proiettili. Allora a sto punto queste qui le butto, raga. Io butto totale le pistole. Usiamo questo assalto. Quanti colpi abbiamo di questo? Ne prendiamo pure pochi. Dobbiamo skippare, dobbiamo skippare. Veloce, 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 veloce. Mamma mia, che posto bellissimo, raga. Guardate qua, ma che cazzo di gioco è? C'è un piede, un cazzo di piede. Non lo possiamo raccogliere questo, lo vendiamo. Oddio. Questa è la No, no, veloce, veloce. No, non ci credo mai nella vita, non ci credo mai nella vita. Ma guarda dove cazzo siamo. Sta pistola è diventata forte così. Oddio. Oddio, vedete che l'ho preso in faccia. No, è pieno. Vabbè, guarda il guarpone corna lì. Emorragia, emorragia. Mangia qualcosa, prendi una benda. Granati. Oddio, ma c'è gente ovunque, raga. C'è questo clima, raga, così effetto seppia, che è fantastico, tipo. Guarda qui, raga, un altro camion della morte, presumo. Ok, mi riparo qui. Mamma mia, ci sono 20.000 armature. Allora, intanto questa qui è più forte. Guarda qua, pezzo di tuta. Ah, pure al massimo, raga, abbiamo trovato. Kit medico incredibilissimo. Facciamo un salvataggio. Siamo dentro l'edificio, raga. Qui dovrebbero esserci in teoria le missioni. Kit medico. Non so se devo salire. Mamma mia, meno male che l'ho freddato. Vediamo se scendiamo, che succede. Io mi auguro che il laboratorio sia sotto, tipo, me lo immagino sotterraneo. Aspetta. Aspetta, perché qui, sì, posso andare sotto e sicuramente sarà di sotto. Vorrei vedere cosa c'è sopra un attimo. Mamma mia, guarda qui, raga. Un falò con dei resti umani. Bellissimo. Poi i lamenti di questi qui. Proprio immersivo. Niente, raga, dobbiamo per forza andare sotto. Buon uomo, ma che cazzo sta facendo? Penso che da qui siamo nel laboratorio X16. Mamma mia, raga. Ok, ci siamo. Hai raggiunto il laboratorio. Ora dobbiamo studiare l'installazione che si trova lì dentro. Cerca di disattivarla, così potremo esaminarla. Mamma mia, raga. Il laboratorio sarà pieno di bestie. Ascolta, il prototipo non ti può difendere per sempre dalle emissioni potenti. Però hai escogitato un sistema. Quando vieni colpito da un forte campo, il timer comincia a ticcare. Appena il tempo si finisce, il prototipo cesserà di proteggerti. Ok. Quindi fai attenzione e ricordati del timer. Ok, il timer. Non ho capito un cazzo ancora come funziona esattamente, ma il nostro obiettivo è sopravvivere. Guardate qua, raga, quanto cazzo è bello. C'è un cadavere. Ma questo è morto bloccato nell'ascensore. Quindi presumo che l'ascensore non funzioni. Mamma mia, raga, stiamo scendendo così. Guarda qua. Madonna, quanto è bello, raga. Vi immaginate che figata sarà Stalker 2? O i prossimi, che comunque sono più nuovi, e quindi ci sarà un minimo di miglioramento grafico. Sono comunque giochi vecchi. Oddio, lì ce n'è uno. No, 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 no. Vai via, vai via. Kit medico. No, si è inceppata l'arma, aiuto. Vai via, vai via. Ok. No, vabbè, raga, fantastico. Ok. Vabbè, quello ha le convulsioni ancora, ma è morto. Ricarichiamo sta pistola. Guardate qui, qua c'è tipo un'anomalia. Mamma mia. Sto cazzo è bello. Guardate qui, sono morti tutti. Tiro una granata. Sono morti? È morto. No, ho preso la mitraglietta. Quanti colpi abbiamo di sta mitraglietta? Giusto... Dai, possiamo sprecare, raga, i colpi di quest'arma. Mamma mia, guarda qui, raga, sono tutti morti. Bellissimo. Guarda che cazzo di atmosfera, raga. Mamma mia, mostruoso, raga. Guarda qua le celle, i falò. Qua è pieno di casse comunque, munizioni. C'è gente da qualche parte, c'è qualcosa, raga, Oddio. Ma vaffanculo. Aia, non si fa un cazzo. Ma quanto fa cagare sta mitraglietta.
Oddio. Aia. Mamma mia, non li prende, non li prende. Aspetta che sta morendo. Ok. Andiamo di coltello. Uso un kit medico così che in teoria è quello più OP tipo. Abbiamo trovato un sacco di colpi di questo. Minchia, ora sono cazzi loro. E poi è pure precisa quest'arma, vedete? Sì, giro tondo. Nessuno ha il piede, raga. Io mentre glieli vedo. Allora abbiamo 3 minuti per fare quello che dobbiamo fare qui. Perché abbiamo il timer da qui. 4 minuti. E in più ci sono pure i nemici. Ok. Uno l'ho disattivato. Oddio, no, il panico. Panico incredibile. 2. Ok. Che culo. Non possiamo morire ora. Salvataggio. Minchia super tuta che c'è lì. Ma aspetta, per sicurezza. Non si sa mai. La prendo, poi la controlliamo. Aia. Penso di averli fatti entrambi. Qua c'è il terzo? No? Eccolo il terzo. Vai, ce la stiamo facendo. Perfetto. Dobbiamo ancora salire. No. Merda. Oh cazzo. Ok, calma. Qui non c'è niente. Di qua. Ok. Ce l'ho fatta. Mamma mia, che cazzo è sto bordello? Fai un salvataggio per cortesia. Oddio. A caso, eh? Se è davvero così importante, perché non hai spiegato il motivo per cui vuoi andare laggiù? E soprattutto, dove hai trovato questa foto? Se tu sapessi dove sono stato e che cosa ho visto. Verrà il giorno in cui farai una brutta fine, Strelok. Tieni duro. Ce la puoi fare. Dove andrai ora? A nord. Ma scusa, ma ho delle domande, eh? Adesso ne parliamo. Allora, intanto lui ha un cazzo di cane mutante, tipo domestico. 2. Strelok assomiglia un sacco al nostro personaggio. 3. Perché noi viviamo i ricordi di Strelok. Quindi penso che Strelok siamo noi. Ma se noi siamo Strelok, perché cazzo dobbiamo ucciderci? Perché noi abbiamo nel palmare uccidi Strelok. È il nostro obiettivo, cioè ucciderci, se siamo noi. Però è impossibile che noi viviamo i ricordi di Strelok, capito? A meno che queste missioni portano a vivere i suoi ricordi. Ma mi sembra un po' una cosa no sense. Ma tua madre, ma basta. Allora, stavamo dicendo, quindi la situazione, raga, si fa interessante. Io mi sa che in vostra assenza mi vado a leggere un po' di note per vedere un po' di che cosa si tratta e poi ne parleremo sicuramente nel prossimo episodio. Ragazzi, io per questo episodio mi sa che vi saluto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Stalker. Mi raccomando di lasciare un like, ragazzuoli, incredibilissimo. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao belle mie.